Fiere Festival quest'anno sono stati in Consiglio a metà di settembre come Veneto Agricoltura. Io lavoro per Veneto Agricoltura, agenzia regionale per il settore primario. Come Veneto Agricoltura durante Fiere Festival abbiamo organizzato il primo tavolo della filiera foresta-legno della Regione Veneto. Abbiamo avuto al tavolo tutti i principali attori, gli stakeholder della filiera, partendo dai proprietari giù fino alle ditte boschive, le segherie, fino alle lavorazioni industriali, e il tavolo ci è servito veramente a mettere a fuoco cosa sta succedendo nel Veneto, soprattutto dopo il disastro della tempesta Vaia. E sono uscite tantissime cose. Io adesso, in questi pochi minuti che ho a disposizione, metterò l'accento solo su quelle proposte o quelle testimonianze che riguardano le strategie industriali, come da tema dell'incontro di questa sera. Ecco. Allora, è emerso con grandissima forza che sostanzialmente il Veneto è una regione che ha un grande potenziale forestale, ha un grande patrimonio. Pensiamo alla provincia di Belluno con le sue spettacolari foreste di conifere, le sue faggete, eccetera, eccetera. Sappiamo che Vaia ha inferto un duro colpo a questo patrimonio, ma comunque non esageriamo, insomma, è stato toccato un qualche % del nostro patrimonio. Diciamo che però la tempesta è stato, ormai l'abbiamo imparato a chiamare tutti, una specie di stress test, cioè ci ha fatto vedere se la filiera che parte dalle foreste e arriva alle nostre segherie, arriva alle nostre imprese del legno, è pronta, era pronta a affrontare una fase di grande turbolenza che è iniziata con Vaia, sta continuando con il Bostrico, ma purtroppo, mettiamocelo chiaramente in testa, non si fermerà qui. Siamo in una fase di cambiamento climatico, le foreste sono sotto stress e quindi è richiesta una visione veramente come non mai strategica, cioè un pensiero che sia ampio e lungo nel tempo. Io sono un forestale, noi forestali siamo abituati a pensare in questo modo, forse lo è meno il mondo industriale. Ho bisogno del legno, alzo la cornetta del telefono, trovo dove costa meno, me lo compro. Ecco, noi ci siamo accorti che purtroppo la nostra filiera è una filiera monca. Cioè, a monte abbiamo un patrimonio importante, anche di legno di grande qualità, a valle abbiamo un tessuto di imprese molto molto dinamico, in mezzo purtroppo ci mancano alcuni tasselli fondamentali. Ecco, quindi la prima cosa che è uscita da questo tavolo di filiera è che come Veneti dobbiamo assolutamente darci come strategia, e questo ovviamente parliamo prima di tutto a livello regionale, quello della governance regionale, la ricostruzione del livello intermedio. Cos'è il livello intermedio? Fondamentalmente sono le segherie. Noi 50-60 anni fa eravamo come l'Austria, tante piccole segherie di valle, pensate alla Val Belluna, alle varie vallate dolomitiche. Oggi praticamente non abbiamo più niente. Gran parte del legname di Vaia messo a terra dalla tempesta non è stato trasformato nel Veneto, quindi non ha creato valore aggiunto, non ha creato lavoro, non ha creato identità, è andato via come una materia brutta, una commodity. Qualcuno ha definito questa un'economia coloniale delle materie prime, senza nulla di quello che invece, per esempio, nell'agroalimentare ormai sappiamo essere l'Italian Sound, la nostra identità. Ecco, quindi, però è inutile fare azioni di marketing, eccetera, se prima non riusciamo a ricreare la nostra capacità industriale. Quindi grande strategia, la ricostruzione del tessuto delle segherie con due tipologie. Le grandi segherie di sistema, quelle che per capirci, basta guardare l'Austria, lavorano migliaia di metri cubi al giorno di tondo di conifera, e poi invece le piccole segherie sartoriali da preservare come un patrimonio identitario, che magari fanno poi dei prodotti su misura, customizzati. Ecco. Però dobbiamo investire molto su questo aspetto. Il secondo aspetto industriale su cui dobbiamo essere molto attenti è la valorizzazione di quella grande quantità di legname che comunque viene dai boschi, ma che non avrà mai una destinazione industriale nobile, ed è quella che chiamiamo, con un termine che a noi forestali non piace molto, biomassa. La destinazione è nobilissima, è quella dell'uso energetico, meglio se questo è un uso energetico termico, meglio se questo uso energetico resta sul posto. E qual è quindi la parolina chiave? Rete di teleriscaldamento, sul modello bolzanino, trentino, appena vai in Austria, migliaia di reti di teleriscaldamento. Allora, se qualcuno oggi è preoccupato di cosa succede al riscaldamento, essendo collegato a un gasdotto che parte
dalla Russia, beh, tra questi non ci sono preoccupati, lo saranno per le cose terribili che stanno succedendo, ma non lo sono per il loro approvvigionamento energetico, coloro che sono collegati a reti di teleriscaldamento a biomasse. Perché quella è la nostra energia, delle nostre valli, e più la usi, meglio manutenzioni il territorio. Usi sottoprodotti, usi cascami in una logica di circolarità. Alla fine dai valore anche al legno tondo e quindi aiuti anche la segheria. E non a caso si parla di combinat che mettono insieme la segheria e la rete di teleriscaldamento che usa i suoi sottoprodotti, oltre ai sottoprodotti forestali. Ecco, quindi per queste due componenti fondamentali ci deve essere un grande dialogo, purtroppo sono due assenti dalla montagna veneta. L'unica rete di teleriscaldamento degna di questo nome è quella di Asiago, che si sta espandendo, ma nient'altro c'è. Ecco. Poi quello che è emerso sempre dal nostro tavolo è che ci vuole un mercato strutturato dei prodotti legnosi. Noi siamo una serie di isole. In questo momento non dialoghiamo tra i vari pezzi del comparto, invece dobbiamo ragionare con quella stessa logica di filiera che ci ha fatto diventare grandi in molti comparti dell'agroalimentare. Non è che una stalla di vacche da latte della Val Belluna o della mia pianura vicentina va da sola e non dialoga con il caseificio e non dialoga poi con la grande distribuzione per piazzare il grana padano o l'asiago. Invece nel campo del legno questa integrazione verticale manca completamente. E qui fra l'altro il posizionamento diventa veramente strategico in un periodo di competizione globale, perché noi l'abbiamo pagato carissimo nel 2021 quando siamo ripartiti e ci siamo accorti che oltre a non valorizzare il nostro legno, quello di Vaia, che nel frattempo se n'era anche andato, quando avevamo bisogno noi di travi lamellari, di pannelli XLAM, di semilavorati più o meno avanzati, non li avevamo. Le segherie austriache, i loro combinati industriali non ce li davano perché non eravamo noi al primo posto delle loro strategie di vendita, eccetera. Quindi anche questo è un altro aspetto importantissimo. Parliamo tanto di edilizia in legno, di rigenerazione urbana usando materiali sostenibili. Abbiamo il nostro legno, non lo valorizziamo e quando abbiamo bisogno del legno non lo troviamo a prezzi che ci fanno andare completamente fuori di testa. E da ultimo, avevo qualche minuto, un messaggio molto forte è stato quello, attenzione, l'industria del legno è un'industria tipica delle nostre aree montane, deve restare in montagna. Ecco, quindi deve essere una provincia come Belluno, che ha una sua marcata specificità, deve avere veramente una politica industriale provinciale per dire cosa faccio per tenermi qui nelle mie vallate i mobilifici, le industrie artigiane che danno il valore finale, il valore aggiunto aggregato al nostro legname. Ecco. E quindi qui purtroppo va sottolineato invece che se c'è un territorio che ha perso molta imprenditorialità è proprio quello montano, e quindi il messaggio che mi pare perfetto anche con il tema di ricostruire, ma poi di Agrimont e di tutto quello che anche la Fiera di Rongarone sta facendo, è dobbiamo avere ben chiaro che dobbiamo tenere sul territorio non solo le segherie, non solo dobbiamo sviluppare le reti di teleriscaldamento come attività complementare, ma dobbiamo tenere anche le seconde lavorazioni che potranno poi uscire proprio con il marchio del prodotto di montagna. In questa iniziativa, come vedete, che è stata cofinanziata nell'ambito del POR-FESDRE, in relazione a il sostegno a finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo sperimentale, fondamentalmente abbiamo cercato di fare alcune cose, cioè non di sviluppare politiche o strategie che evidentemente non erano nei nostri compiti e nelle nostre competenze, quanto provare a mettere a terra, adesso si usa dire così, cioè quindi applicare alcune delle ipotesi di lavoro, no, che derivano da queste analisi, diciamo, strategiche della filiera a casi concreti, cioè portando delle ipotesi, diciamo, di soluzioni di determinate criticità che la filiera del legno ha in diversi punti, diciamo, di questa lunga filiera, quindi provare con le imprese, direttamente con le imprese, a fare alcune cose, a fare degli investimenti e vedere realmente in campo e con gli addetti ai lavori quanto poi queste ipotesi, quindi queste strategie, queste, diciamo, soluzioni, diciamo, teoriche, nella pratica possono essere efficaci, quanto efficaci e quali problemi, no, possono incontrare, perché alla fine della fiera bisogna immaginare
che ci sono degli operatori, cioè degli addetti ai lavori, che possono essere tra di loro organizzati o non organizzati e soprattutto sostenuti da anche enti locali, pubblici, eccetera, con i quali condividono determinate politiche. Bene, bisogna capire se tutti questi attori che governano evidentemente un territorio poi sono pronti, capaci e in grado evidentemente di sostenere quelle sollecitazioni che arrivano da analisi strategiche e relativamente alla competitività di un settore così fondamentale quale il legno. Quindi con questa premessa e quindi con questa, diciamo, ipotesi generale di riposizionare attraverso questi casi, questo studio di casi, queste sperimentazioni, appunto attraverso questi casi, questi studi, ci siamo posti il problema di fare alcune cose e vedere come queste cose potevano essere fatte. Quindi abbiamo lavorato sostanzialmente sui 3 anelli principali della filiera, quindi la gestione forestale e raccolta del legno, che diciamo è oggettivamente, come ci ha descritto il dottor Mezzalira, un asset, io credo il vero asset, diciamo, di tutta la filiera. E quindi poi abbiamo lavorato sulle imprese di prima trasformazione e quindi con imprese di seconda trasformazione, ognuna accompagnata da un organismo di ricerca. Abbiamo lavorato con diciamo 2 atenei veneti, Verona e Padova, proprio per farci aiutare anche nello sviluppo, diciamo, di sperimentazioni. Quindi imprese più organismi di ricerca a braccetto hanno collaborato per provare a fare delle cose. Queste cose sostanzialmente sono state 3 e hanno riguardato sostanzialmente un aggiornamento della base dati che riguarda la filiera del legno del Veneto. Ci sono tantissimi studi che si replicano e vedo che che replicano anche con una certa costanza. Anche noi avevamo bisogno di alcune informazioni un po' più dettagliate che tra l'altro abbiamo anche approfittato nel raccoglierle proprio in occasione delle manifestazioni fieristiche di Longarone Fiere, no? Noi abbiamo approfittato di tutte le vostre manifestazioni per essere, ecco, quando dico noi Consorzio Legno Veneto, che sono sostanzialmente i promotori di questa rete innovativa regionale, in primis di questo progetto, con molti soci che sono proprio i consorziati, ma non solo. Ecco, abbiamo con i nostri stand partecipato a queste fiere, raccolto tutta una serie di informazioni anche direttamente in quelle sedi e con gli addetti ai lavori. Questo ci ha permesso, diciamo, di mappare ancora una volta, se non altro, riaggiornare i dati della filiera. Tra l'altro noi abbiamo anche attraversato proprio il pre e il post vaia, quindi abbiamo visto questi dati come sono variati, con che intensità, con che frequenza, diciamo solo i prezzi, ma piuttosto che la capacità di approvvigionamento, le tipologie di assortimento ottenibili, insomma tanti parametri che noi abbiamo misurato pre e post vaia, grazie appunto a alcune imprese, una per tutte l'Etiform, la stessa Università di Verona, che hanno fatto questo tipo di lavoro, il centro consorzi di Belluno che materialmente ha raccolto, diciamo, le informazioni. Quindi un secondo invece intervento importante, investimento, ha riguardato invece i processi di prima trasformazione. Abbiamo visto quali tecnologie potevano essere di interesse per queste imprese al fine di migliorare sostanzialmente la qualità delle produzioni. Quindi abbiamo misurato sul campo, sulla base di scelte tecnologiche che gli stessi imprenditori hanno manifestato attraverso delle analisi, degli studi delle loro esigenze, e quindi abbiamo lavorato sulla segheria per sperimentare un impianto bimodale, diciamo, che è un forno di essiccazione che ci permette anche di lavorare sui processi phytochemici, quindi quelli sulla sanificazione, quindi contestualmente testare le modalità e l'ottimizzazione sostanzialmente di questi processi che sembrano così banali, no? In teoria, in realtà poi nel concreto si scopre che anche qui le conoscenze non sono così diffuse come apparentemente sembra, così come sviluppare dei prototipi, diciamo, di essiccatori magari
prevalentemente sostenuti e quindi alimentati da energie rinnovabili. Sappiamo questo processo energivoro, c'è stata un'azienda che ha sviluppato un prototipo che è prevalentemente alimentato con, è molto efficiente da un punto di vista energetico, quindi accumulatori, pompe di calore, accumulatori per calore e refrigerazione, pannelli fotovoltaici. Siamo arrivati addirittura a fare un ciclo pilota di azione utilizzando 70% di energia da fotovoltaico, quindi vi potete immaginare, piuttosto che andare a lavorare su tecnologie di rilevazione della difesività del legno, quindi con di diversa tipologia, ottici, infrarossi e quant'altro, che sono stati integrati in processi produttivi di imprese, e una XLAM, l'altra che fa fingergiorni, pannelli e semilavorati. Abbiamo visto come queste tecnologie materialmente possono essere introdotte, levitrici di altissima, con altissime prestazioni, come queste tecnologie vengono implementate, integrate in azienda, e come l'azienda riesce a valorizzare appunto queste tecnologie in che cosa? In un prodotto, in lavorazioni che poi il mercato dovrebbe apprezzare per avere elevata evidentemente la qualità. E infine non potevamo mancare, come ultima parte della filiera, tutto quello che riguarda il legno d'opera, che fondamentalmente riguarda ambienti e comfort in ambienti costruiti prevalentemente in legno, piuttosto che la realizzazione di edifici temporanei, modulari, e quindi edifici in legno, evidentemente, che possono essere polifunzionali, edifici proprio polifunzionali che addirittura nelle dimensioni possono variare in funzione delle varie diciamo esigenze ed uso e funzionalità, piuttosto che interventi di riqualificazione di edifici esistenti, magari in muratura, caso dell'altopiano di Asiago, dove la struttura è stata rinforzata da un endoscheletro fatto in XLAM, quindi legno strutturale, che dà, diciamo, una nuova soluzione di intervento, no? In un mercato dove magari normalmente si pensa di rinforzare e rendere, migliorare la sismoresistenza degli edifici solo ed esclusivamente facendo le opere, diciamo, in cemento armato. Quindi potete immaginare l'ampiezza dell'intervento. Sono tutti poi prototipi che realmente sono stati fatti, quindi con in questo caso diciamo quindi con la dicevo la collaborazione diciamo dell'università. Ecco, qui vedete altre immagini diciamo dei prototipi di impianti di essiccazione e sanificazione sviluppati. Abbiamo lavorato anche sulla valorizzazione degli scarti di legni quali fibre che sono andate a migliorare matrici composite e utilizzabili appunto sempre in ambito diciamo strutturale, e piuttosto diciamo che, come vi ho detto, le tecnologie di ottimizzazione nella lavorazione del legno e nell'identificazione della difettosità dello stesso. Ecco, questi altri, i prototipi che sono stati, queste sono fasi di lavorazione, adesso hanno un'ulteriore fase di sviluppo, come vedete in basso a destra, ambienti proprio studiati appositamente con materiali prevalentemente in legno che ne aumentano diciamo il comfort. Questo comfort è stato misurato con indagini con persone fisiche che sono state sostanzialmente coinvolte, e quindi le soluzioni di ristrutturazione con endoscheletri per migliorare la sismoresistenza degli edifici, ovviamente edifici temporanei, e addirittura ci siamo anche avventurati a sviluppare qualche prototipo di arredo multifunzionale che può essere integrato diciamo in questi ambienti. Quindi tante cose con tante aziende. Noi abbiamo provato a farlo con questo progetto, ci siamo portati a casa tante informazioni relativamente alla fattibilità, alla consistenza delle imprese e delle filiere, proprio per capire se le cose che teoricamente vengono dette poi realmente possono essere fatte. E qui chiudo diciamo la parentesi, perché
ne dovremmo aprire un'altra proprio sulla fattibilità evidentemente di soluzioni che a livello teorico funzionano molto bene, ma poi nella pratica purtroppo si scontrano con altre problematiche. Evidenzio solo con piacere che i risultati di questa iniziativa, senza che noi lo chiedessimo, sono stati anche pubblicati su una rivista addirittura nazionali che è Sherwood, dove è dedicato addirittura un dossier sui risultati del progetto, che ovviamente sono risultati che in alcuni casi di importante successo, in altri casi di minor successo. La cosa interessante è che ci siamo portati a casa un'esperienza che ecco, se fosse replicata potrebbe sicuramente generare, diciamo, un maggior successo sulla scorta appunto dei risultati raggiunti.